Confermate in appello le condanne per l'omicidio di Isabella Noventa, 30 anni ai fratelli Freddy e Deborah Sorgato, 16 e 10 mesi per Manuela Cacco. Dissesto statico del ponte sul tagliamento, in corso le verifiche dei vigili del fuoco dopo le numerose segnalazioni degli ultimi giorni. Trovato un 50enne morto in casa a Mestre, il sospetto dei carabinieri intervenuti sul posto è che si tratti di overdose, torna lo spettro dell'eroina gialla. Il 9 ottobre del 1963 la tragedia del Vajont, 55 anni dopo si piangono ancora le vittime dell'incuria umana, ha denunciato il sindaco di Longarone riferendosi al crollo del ponte Morandi. Controlli serrati fra ambulanti e titolari di giostra alla 3 giorni delle fiere del Rosario a San Donà di Piave, scovati 11 lavoratori in nero, denunce e multe per migliaia di euro. Giornata di emozioni quella di ieri per Giudice, la giovane di Spinea che ha denunciato di essere stata rifiutata come cameriera perché nera, i poliziotti del SIAP le hanno donato dei fiori. La tutela dei Masegni di Venezia è ancora al centro di polemiche, dall'opposizione ricordano come le attuali regole siano state disattese durante tutta la durata dei cantieri. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. In primo piano i timori di un dissesto strutturale del ponte sul tagliamento tra San Michele e Latisana. I pompieri stanno eseguendo proprio in questi minuti controlli sul manufatto. 2 squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro dal primo pomeriggio sul ponte che congiunge Latisana e San Michele al tagliamento lungo la statale 14 al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. I pompieri sono intervenuti su segnalazione della polizia locale del comune friulano che li ha chiamati intorno a mezzogiorno per informarli di uno strano movimento avvertibile percorrendo il ponte in macchina. Un fenomeno notato e denunciato nei giorni scorsi da diversi automobilisti. Il sospetto è che dietro l'apparente dissesto statico vi sia un cedimento strutturale, probabilmente del pilone centrale. I vigili del fuoco di Udine e Venezia stanno quindi effettuando tutte le verifiche, mentre gli agenti del distretto di polizia locale del Veneto orientale gestiscono la viabilità durante i lavori. In attesa dell'esito dei rilievi, nessuna decisione è stata ancora presa in merito a un'eventuale sospensione della circolazione sul ponte. Il 9 ottobre del 1963 la tragedia del Vajont, oggi 55 anni dopo ancora si piangono morti causati dall'incuria umana, ha denunciato il sindaco di Longarone Padrin riferendosi al crollo di Ponte Morandi. In pratica io poi mi sono trovata sottoterra, ho fatto 350 metri in linea d'aria di volo, ero totalmente sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo. Micaela era ragazzina quella terribile notte, la notte in cui per Longarone nulla è più stato lo stesso. Voci e memoria di un disastro nel documentario che la nostra emittente ha dedicato alla tragedia del Vajont, nel 55° anniversario di una devastazione rimasta negli occhi di sopravvissuti e soccorritori. Un disastro ambientale e prima di tutto umano, come ricorda nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia, scrive, non dimentica le vite spezzate, l'immane dolore dei parenti, i tormenti delle comunità colpite, neppure può dimenticare che così tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate. Anche per questo, conclude il Capo dello Stato, il Parlamento italiano ha deciso di istituire proprio il 9 ottobre la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Io pensavo che fosse qualcosa che arrivasse dall'alto e pensavo che qualche detrito magari mi avrebbe colpito la testa e non sarei stato in vita, quindi ho bevuto tanto, l'acqua ha fatto il suo corso, poi ha fatto il deflusso e anche là la grande fortuna ha voluto che mi fermassi su qualcosa che era rimasto in piedi e sempre sott'acqua mi è arrivato addosso qualcosa che poteva essere qualunque tipo di detrito, invece era la mamma, quindi ho fermato anche la mamma sott'acqua prima che l'acqua la portasse all'esterno. Quella notte di 55 anni fa che portò via 1910 vite umane che non avevano colpa e che nulla potevano rivive quotidianamente in tutti noi, ha detto invece alla cerimonia di commemorazione nel cimitero monumentale di Fortogna il sindaco di Longarone Roberto Padrin. 2 anni fa eravamo qua anche a ricordare le vittime e la distruzione provocate dal drammatico terremoto che aveva colpito il centro Italia, oggi quelle del tragico crollo del ponte Morandi a Genova, un altro esempio di cattivo governo della cosa pubblica, dell'incapacità di comprendere il pericolo, di controllo, di prevenzione, ma soprattutto colmo di omissioni e di mancato rispetto delle regole. Qualcuno ha parlato di un altro Vajont, ma dobbiamo sempre arrivare a questo dopo aver pianto la morte di vite umane innocenti? Per noi l'importante è che se ne parli, che si possa andare nelle scuole, che si possa raccontare il vero Vajont
e che anche come voi giornalisti e tutta l'opinione pubblica non si dimentichi del Vajont, ma non si dimentichi soprattutto non di noi, perché a noi non è che ce ne freghi più di tanto, che non si dimentichino dei nostri morti e di come sono morti. E a grande richiesta da parte dei nostri telespettatori, giovedì sera alle 21:15 andrà nuovamente in onda lo speciale dedicato al Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre 1963. Interviste, voce e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Siamo alla cronaca, ha trovato un 50enne morto in casa e il sospetto è che si tratti di overdose e torna lo spettro eroina gialla. Sentiamo. Un 50enne italiano è stato trovato morto in casa nel quartiere di San Teodoro a Mestre, accanto una siringa. Elementi che portano i carabinieri intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dai soccorritori del 118 a pensare che si tratti di overdose. È un fatto che purtroppo ci rammarica, è un fatto che ci scuote ancora dentro, perché dobbiamo compiere ogni sforzo e ancora di più di quello che stiamo facendo. Purtroppo è l'ennesima vittima in un territorio che si presta in questi ultimi periodi sempre più al fenomeno della droga. Per far luce sulla vicenda sono stati disposti gli accertamenti tossicologici. Secondo quanto riferito dai militari, poi, l'uomo aveva precedenti legati al mondo della droga. Questa morte fa inevitabilmente pensare a un probabile ritorno dell'eroina gialla nel territorio. Se così fosse, le morti dall'aprile 2017 salirebbero a 25. Sono troppe, sono dei decessi che impongono necessariamente un'ulteriore riflessione su quello che si deve fare e soprattutto impongono a noi la necessità di rinnovare l'impegno. I controlli dell'arma sul territorio nella lotta allo spaccio sono sempre più intensi, sottolinea Lunardo, a margine della conferenza di presentazione dei nuovi comandanti di Mestre, la tenenza di Dolo e provinciale, e si attendono rinforzi entro la fine del mese. Si tratta di una parte che sarà assegnata dei nuovi carabinieri che saranno destinati alla Legione Veneto e noi come al Comando Provinciale di Venezia ci aspettiamo un bel numero, perché abbiamo necessità, abbiamo diversi reparti da rinforzare, perché comunque c'è necessità. Sono 206 il numero complessivo per la Legione Veneto, speriamo che noi, insomma, il comando di Legione ce ne assegni un bel numero. Usciranno a fine mese, peraltro con il vincolo per molti di loro di rimanere per almeno un tot numero di anni, una decina, una quindicina di anni nelle regioni del nord, perché questo è stato l'impegno che l'Arma dei Carabinieri ha assunto e gliel'ha fatto assumere nel momento in cui è uscito il bando di concorso. Nemmeno il tempo di prendere confidenza con il territorio che il nuovo comandante della compagnia di Mestre ha già eseguito un arresto per droga. Sono qui da 2 giorni, però col comandante provinciale abbiamo parlato a lungo, ci sono stati rappresentati quelli che sono i problemi del territorio e nello specifico soprattutto ci siamo soffermati sulla situazione di Mestre e Marghera in particolare, relativa appunto allo spaccio di droga e nello specifico di eroina, visto che mi è stata illustrata la situazione pregressa del territorio con tante morti per overdose. Proprio per questo abbiamo intrapreso e proseguito quello che già era stato iniziato dal mio predecessore, tutta un'attività volta al contrasto del fenomeno specifico dello spaccio, soprattutto quello rivolto a giovani e giovanissimi. E in quest'ottica i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, insieme al nuovo comandante che prende il posto del maggiore bisogno, ora in servizio a Brescia, hanno arrestato lunedì in tarda serata in via Trieste a Marghera un tunisino 23enne, perché trovato in possesso di un sasso di eroina pura, oltre 120 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Era stato tratto in arresto a Padova nel dicembre del 2017 con oltre mezzo chilo di eroina. E abbiamo capito che utilizzando un esercizio commerciale probabilmente spacciava dell'eroina ai giovani di Marghera. Sono in corso approfondimenti per capire la portata del giro di spaccio, molto probabilmente esteso al centro abitato di Marghera. Controlli serrati fra gli ambulanti e titolari di giostre alla 3 giorni della Fiera del Rosario a San Donà di Piave, scovati 11 lavoratori in nero.
I controlli dei carabinieri alle Ferie del Rosario a San Dona di Piave hanno permesso di scovare una serie di attività irregolari. È la manodopera in nero ad essere stata maggiormente sanzionata. Per questo 8 persone, 2 delle quali straniere, titolari di ditte individuali, sono state denunciate per violazione della normativa in materia di lavoro. Complessivamente i carabinieri della compagnia di San Dona di Piave, in collaborazione con i militari del gruppo Tutela del Lavoro di Venezia, hanno individuato 11 lavoratori in nero, per la maggior parte impiegati nelle giostre itineranti di Piazza Rizzo e via Pralungo. Per 5 di queste sono state avviate le procedure che porteranno alla sospensione dell'attività. Oltre ai deferimenti all'autorità giudiziaria sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per 180.000 euro. Il governo va avanti senza farsi intimidire dallo spread. L'invito è del presidente del Veneto Luca Zaia, secondo cui non si può governare leggendo ogni giorno il Sole 24 Ore. Gli esperti di spread e esperti di finanza, se li ascoltavamo nel 2009 facevano la fine della Lehman Brothers. Per fortuna non li abbiamo ascoltati. Ricordo che nel 93, quando mi sono laureato, lo spread era 600 punti, nessuno ne parlava, forse perché non avevamo l'informazione. Torna a salire lo spread, che nelle ultime ore ha toccato quota 316 prima di ridiscendere. Non accadeva da aprile 2013. Ma il governatore Luca Zaia invita il governo a non farsi intimidire dalle pressioni di chi legge in questo indicatore un segnale di pericolo per la tenuta economica del paese. Dico che il governo vada avanti, si è assunto le responsabilità di portare delle misure nuove, io considero innovative per le imprese. Penso alla riduzione dell'IRES, al tema dell'IVA che non aumenterà più, al 5% di tasse per i giovani che vogliono aprire delle aziende nei primi 5 anni, alla flat tax del 15 o del 20% di base scaglioni del reddito. Queste sono azioni che vanno nella direzione dell'impresa. La riforma della Fornero e molto altro ancora. I mercati non hanno quindi ragione di temere le azioni di questo governo, sostiene il presidente veneto, né si può pensare di cambiare rotta ogni giorno a seconda di quello che accade nel mondo della finanza. Immagino che nessun governo possa governare comprando tutti i giorni il Sole 24 Ore, guardando tutti i giorni lo spread per capire se sta facendo bene o male. Non mi risulta che sia oggi un benchmark per capire se uno va bene o va male. Continua a far discutere il nuovo regolamento di polizia urbana che riscrive norme e divieti in tutto il comune di Venezia. Sentiamo il servizio. La tutela dei Masegni di Venezia durante i lavori pubblici è al centro di uno specifico articolo del nuovo regolamento di polizia urbana. Previste nuove norme più stringenti che nelle intenzioni dell'amministrazione dovrebbero evitare il ripetersi dei danni alla pavimentazione storica causati dai recenti lavori di posa della fibra ottica. Ma dall'opposizione ricordano come le attuali regole siano state disattese durante tutta la durata dei cantieri, puntando il dito contro la mancanza di controlli. Ci viene detto in commissione che è stata introdotta una nuova regola per la tutela dei masegni, la loro collocazione quando vengono tolti e la loro conservazione, ma in realtà queste norme esistevano già sia con regolamenti che con protocolli con la soprintendenza. Allora è evidente, inutile che continuiamo, e questo è tipico del nuovo regolamento, ad aggiungere regole che in realtà esistono già, bisogna far rispettare quelle già esistenti. Le numerose irregolarità durante la posa della fibra erano state documentate con centinaia di foto da alcuni cittadini veneziani che mostravano i masegni scheggiati da procedure di rimozione non conformi o accatastati lungo le calli senza la prevista catalogazione. La vicenda era stata oggetto di una petizione online che aveva raccolto migliaia di firme e di un'interrogazione del Partito Democratico finora rimasta senza risposta. Chiediamo semplicemente innanzitutto di discutere la questione della fibra il prima possibile in commissione, cosa che abbiamo già chiesto da mesi, e che vengano fatte adesso rispettare le norme che già esistono, quindi non ci inventiamo regole nuove, che in realtà, cioè, o meglio, non ci inventiamo regole che in realtà esistono già, ma applichiamo quelle già esistenti, evitiamo di fare come sempre dichiarazioni a spot solo per semplice consenso, risolviamo problemi già esistenti e reali in città. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi di nuovo qua in studio con altri servizi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali ed è finito da pochi minuti il processo per l'omicidio 90. La Corte d'Assisi d'Appello di Venezia ha confermato le pene stabilite nel processo di primo grado dopo 6 ore di Camera di Consiglio e la lettura della sentenza che condanna definitivamente a 30 anni i fratelli Sorgato e a 16 anni e 10 mesi Manuela Cacco.
La sentenza è di piena e totale conferma della sentenza di primo grado. Quindi 30 anni per... Quindi 30 anni per Freddy e Deborah e 16 anni e 10 mesi per Manuela Cacco. E l'avvocato Gianmario Balduini, legale della famiglia Noventa, a comunicare alla folla di giornalisti assiepata dietro la porta dell'Aula Bunker di Mestre il dispositivo della sentenza arrivata dopo 6 ore di Camera di Consiglio. La Corte d'Assise d'Appello non ha fatto sconti e ha confermato la condanna a 30 anni per i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e a 16 anni e 10 mesi per Manuela Cacco. Il risultato ottenuto dopo mesi e mesi di fatica è veramente eccezionale, cioè c'è stata la conferma e loro hanno reagito in modo veramente freddo, glaciale. Del gennaio 2017 la sentenza di primo grado con rito abbreviato, una vicenda complessa, difficile elencare i punti chiave che hanno portato i giudici a confermare l'impianto accusatorio. Intempestività di alcune dichiarazioni e la contraddittorietà di alcune affermazioni con ciò che è emerso sia stato uno degli elementi che ha orientato il convincimento del giudice. Sempre discordanti le versioni offerte dai 3 imputati mentre le indagini hanno ricostruito l'assassinio di Isabella Noventa, il cui corpo non è mai stato trovato. È stato dato l'ultimo giro di chiave, il commento del fratello di Isabella. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e questa è la prova. Non è una grande soddisfazione, oggi non è un giorno di festa perché non potrà mai colmare la mancanza di mia sorella. È una semplice soddisfazione che è giusto che ci sia ed è giusto che questi rimangano in carcere dal momento che non sono minimamente pentiti e sono solo dei pericoli fuori. Non ci possiamo mettere una pietra sopra, dice l'ex marito di Isabella. Si sperava in questi mesi di una sorta di pentimento, di quantomeno una traccia per ritrovare il corpo, quantomeno sapere che fine aveva fatto. E invece questo non è fatto. La mamma di Isabella da domenica in ospedale, uno scompenso cardiaco causato da mesi di stress e grande ansia. Per fortuna adesso sta abbastanza bene. Giornate di forti emozioni, quella di ieri per Judith Romanello, la giovane di Spinea che ha denunciato di essere stata rifiutata da un datore di lavoro per il colore della sua pelle. Tra interviste e un colloquio di lavoro con lo chef Filippo Lamantia, anche un plauso da parte dei poliziotti del SIAP riuniti in questura a Marghera. Offriamo oggi a Judith Romanello un piccolo omaggio, la nostra vicinanza e in senso simbolico, ma non solo, in segno di rispetto, un caloroso applauso. Un mazzo di fiori e un lungo applauso in segno di rispetto per il coraggio dimostrato nell'affrontare e denunciare l'episodio umiliante. Così i poliziotti aderenti al sindacato SIAP di Venezia hanno voluto manifestare la loro solidarietà a Judith Romanello, la ventenne di Spinea, rifiutata un colloquio di lavoro per il colore della sua pelle. Come poliziotti abbiamo un punto di vista privilegiato sulla società ed è chiaro che di recente c'è stato un riaffiorare di una serie di manifestazioni di odio, tra cui il razzismo, con episodi come quelli capitati a Judith, ha detto il vice segretario del SIAP di Venezia Marco Mizzau, che ha inoltre ricordato come il lavoro della polizia è ispirato dai grandi valori dell'uomo, quelli ricordati dalla Costituzione, che negano ogni spazio a discriminazioni basate per esempio sul colore della pelle. Le generalizzazioni sono semplici, ha detto, ma sbagliate, e ogni persona deve essere giudicata per il proprio comportamento e valorizzata per le sue qualità. Questo è coraggio. Il gesto di sostegno a favore della ragazza ha aperto una giornata di forti emozioni per Judith, contesa dalle telecamere dei rotocalchi dei media nazionali. Ma ieri c'è stato spazio anche per un colloquio di lavoro, quello a cui la settimana scorsa, proprio in concomitanza con la pubblicazione del video denuncia, è stata invitata personalmente dal noto chef palermitano Filippo Lamantia, che è in procinto di aprire un nuovo ristorante a Venezia. Se son rose, fioriranno. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospiti in studio Roberto Padrin, sindaco di Longarone, e Federico Canera, assessore al turismo della Regione Veneto. Ed ora vi lascio alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata.
Ben ritrovati al meteo. La giornata di mercoledì 10 ottobre sarà in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura sparsa. Non sono attesi fenomeni degni di nota, salvo per isolati piovaschi sulle aree del Garda. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra 21 e 25 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole. Sarà dunque una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi praticamente su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi gradevoli oscillanti tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, soprattutto al mattino, quando sarà ampiamente soleggiato ovunque. Dal pomeriggio non si esclude qualche occasionale piovasco sui settori meridionali della nostra regione, ma migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.